Un giorno importante per l'ESU, si inaugura una nuova struttura che va ad arricchirsi a quella già presente. Direi proprio di sì. Oggi noi inauguriamo due strutture, la Carli e la Colombo, che rappresentano il modo di amministrare del sottoscritto come ESU di Padova, cioè cercare di valorizzare quella che è l'eccellenza padovana, cioè l'università e i suoi studenti, e dare agli studenti di Padova e alla cittadinanza di Padova delle residenze che siano assolutamente moderne, che forniscano anche agli studenti disabili, ne abbiamo più di 52, una collocazione assolutamente moderna, in modo che riescano a studiare, a vivere bene senza quelle mancanze che invece spesso ci sono state in residenze magari obsolete. E anche oggi diamo 370 posti letto in più di quello che è il trend dell'ESU di Padova, per cui non solo soddisfiamo la richiesta degli idonei, ma entriamo nel mercato, soprattutto quello in nero e quello della città, dando a prezzi assolutamente bassi delle residenze, degli alloggi, in modo assolutamente importante, perché il nero si combatte così, perché così si crea un campus diffuso nella città che darà sicuramente i risultati a una città come la nostra, che deve diventare una città europea. E se permettete riqualifichiamo anche quella parte dietro Vianelli e dietro il centro Giotto, che invece ha sempre avuto dei problemi, diciamo, di ordine pubblico. Oggi, grazie ai fondi che ci ha dato la Regione, ai fondi che ci ha dato la 338 lo Stato e ai fondi che abbiamo messo noi come ESU nell'arredo e quello che mancava, diamo alla città quei 1500 posti letto che creino quel campus diffuso, in modo che il prodotto eccellenza della città sia assolutamente economicamente fattivo e si prevengano quei problemi dell'ordine pubblico di cui abbiamo parlato prima. Siamo in prossimità di Vianelli. Importante la formazione che deve continuare in Veneto. Sì, perché questa è un'eccellenza e la formazione universitaria in un contesto universitario è il giusto modo di crescere. Noi abbiamo investito molto nelle residenze, nella residenzialità, proprio perché riteniamo che sia tra i servizi quello che serve a fare vita universitaria, che poi è anche un modello di crescita. Cosa serve ancora per l'istruzione? Serve che ci lasciano spendere le risorse che abbiamo, che la legge sul patto di stabilità lasci almeno agli enti virtuosi la possibilità di spendere queste risorse. Il paradosso è che noi abbiamo le risorse che non possiamo spendere.